È arrivato un comunicato stampa dell'ASL 3 che parla del bunker del freddo. Il bunker del freddo è appena sbarcato all'Angelo. Ieri è arrivato un bolide vaccinale di 9 metri quadri costruito su misura per la farmacia dell'ospedale Mestrino, hub del Veneto per il deposito di vaccini. Da solo è capace di custodire un tesoro di 800.000 dosi di vaccino anti-Covid. Passa dagli 8 ai meno 25 gradi a seconda delle esigenze. In questa fase pandemica servirà per la conservazione del vaccino Moderna, ma la sua versatilità consentirà di piegarlo ai 1000 usi farmaceutici del post-epidemia. La nuova e innovativa stanza freezer è stata arricchita di un passavivande che consente di consegnare e prelevare i farmaci inibendo la dispersione del freddo ed eludendo l'apertura e la chiusura continua della porta principale. Così concepita, la megacella frigorifera ci permette non solo di aumentare la nostra capienza vaccinale, ma anche di velocizzare e perfezionare sempre di più la filiera del freddo, le procedure di corretta conservazione del vaccino e, in futuro, tutti i farmaci che saranno contenuti al suo interno, spiega il direttore della farmacia Alessandro Chinellato. Vista la potenza e la grandezza del nuovo strumento, oltre alle norme di precauzione ordinarie e ai specifici indumenti da indossare per la protezione del freddo, per motivi di sicurezza ho indicato ai miei colleghi della farmacia di frequentarlo sempre in due, pur essendo di vicendevole supporto in un contesto di temperature così basse. Siamo orgogliosi di garantire ai nostri uomini e donne della sanità veneziana strumentazioni sempre più all'avanguardia che non sono solo al servizio dell'emergenza pandemica, spiega il direttore generale Edgardo Contatto, ma che grazie a questo guardino oltre il virus e piantino le radici della sanità del post-epidemia.